La polizia c'è sempre, anche qua, che sembra di essere in Trentino, ci dà la sensazione di sicurezza e di tranquillità. Siamo ovviamente sull'Etna, siamo negli uffici della Polizia di Stato e credo che la nostra amministrazione debba essere contenta ed orgogliosa di questo presidio estremo importante, perché sono ben 400.000 le persone che si alternano durante la stagione. I nostri 2 posti di polizia sono composti da ben 5 unità che sistematicamente per turni coprono il servizio di prevenzione. È un punto d'orgoglio per l'amministrazione qui nel profondo sud, è un punto d'orgoglio per il personale, gli uomini e le donne della Polizia di Stato che frequentano questi nostri uffici. La serenità che i nostri uomini danno anche qui in altura, in Sicilia, in provincia di Catania, sull'Etna, è un elemento ulteriormente positivo per la nostra amministrazione. Il merito è sempre loro, di questi uomini che con la passione, con la dedizione e col sacrificio, senza pensare ad orari, sono sempre qui per la gente, per gli altri, interpretando il sogno più importante della gente, che è quello della prossimità. Noi qui siamo oggi per le nostre verifiche tradizionali del posto di polizia e constatiamo con immenso piacere che la gente si stringe sempre attorno ai nostri poliziotti. Questa è la polizia che la gente vuole vedere, la polizia del soccorso, la polizia del sorriso. Per questo la nostra amministrazione, la Questura di Catania, è estremamente orgoglioso di questo estremo presidio che dà lustro e professionalità alla nostra amministrazione. Polizia, Charlie 1 da base Cocinelli. Avanti, Charlie 1 in ascolto. Charlie 1, uno sciatore ci comunica che alla base del 5° pilone della seggiovia c'è un difficoltà. Ricevuto, ci portiamo.